che ho voluto cercare di trasmettere con questa installazione è proprio questo percorso nella ricerca di noi stessi, no? Quindi dal buio alla luce, proprio perché partiamo, sì è vero, da una luce al contrario, perché arriviamo nella profondità della grotta che è buia, però la vera luce la troviamo in fondo a noi stessi, in fondo al nostro cuore, no? È quello che c'è questa ricerca. Ovviamente per trovare questo dobbiamo, ed ecco perché l'utilizzo anche di materiali di recupero, quindi spazzatura, dobbiamo eliminare la spazzatura che abbiamo all'interno di noi stessi per trovare quella serenità, quella cosa che ci fa star bene, che la troveremo sicuramente alla fine di questo percorso, quella ritrovare noi stessi nel Gesù bambino in fondo, no? Infatti guardandolo vedremo noi stessi nella faccia e di conseguenza troviamo ovviamente anche qua, solo se lo vogliamo dentro, quindi quella spezzatura dobbiamo avere il coraggio veramente di buttarla via, di farla e di eliminarla praticamente. Sono 10 scene, ogni scena rappresenta un momento preciso della nostra vita, anche un'autoanalisi della nostra vita, quindi partiamo dall'indifferenza della tecnologia che ci sta praticamente coprendo, no? Quei messaggi che mandiamo e non vengono recepiti spesso dai nostri familiari, quella ricerca nelle anime erranti, non siamo mai contenti, quei dolori che subiamo durante la vita, però sempre forti dobbiamo affrontare la vita, quel conflitto nelle ricongiunzioni che all'interno di noi stessi il bene e il male, quindi star bene, quindi cerchiamo sempre un qualcosa, quelle ricchezze inutili che sperperiamo perché non diamo più valore, magari diamo più valore alle cose materiali che alle cose umane, quindi siamo vuoti dentro alla fine, per arrivare poi alla Sacra Famiglia che rappresenta la vita generale, dalla Madonna che pone e protegge, regala la vita, dona la vita al Gesù bambino, ma allo stesso tempo lo protegge da cosa? Dalla spiritualità della vita, che in questo caso è rappresentato dalla culla. Il San Giuseppe, la dualità, la doppia personalità di noi stessi, tante volte con i nostri figli ci comportiamo bene per non far vedere magari il peso delle nostre sofferenze e rappresentando anche ovviamente la Trinità e quindi l'importante del concetto della famiglia. La culla, la spiritualità della vita, dove all'interno troviamo anche questa sfera che è il concetto di una perfezione interna che però è difficile da raggiungere. Sì, certo, un po' come tutto il complesso delle grotte. Alla fine possiamo dire che è un museo all'aria aperta e quindi utilizziamo questi spazi proprio anche con installazioni come questa di Gilberto Gava, con il quale ormai abbiamo un rapporto consolidato perché già dall'inizio dell'estate abbiamo esposto sue opere. È un modo anche per far vivere questo presepio d'inverno, questo luogo che è comunque ancora visitato e che terremo naturalmente aperto nei fine settimana per poter visitare anche il presepio.